Peppe Soria, quando contano le partite, quando i gol sono pesanti, tu firmi sempre le gare? Beh, è sempre merito della squadra, poi io devo metterla dentro, poi comunque la squadra è composta da giocatori che potrebbero fare anche a meno di me, quindi va bene così. No, ma falsa modestia, però dobbiamo dire che i tuoi gol sono sempre nelle fasi finali cruciali, però l'anno scorso in finale vi siete fermati, quest'anno per la seconda volta consecutiva in semifinale, insomma è maturo ormai il grande obiettivo? Io credo e spero di sì, anche perché credo che domani col Terracina sia già una finale o più che altro una rivincita dell'anno scorso. Loro sappiamo come giocano, sono secondo me i più completi. Noi abbiamo qualche assenza, però speriamo che comunque qualcuno che c'è metta quel 10%, 20% in più per, diciamo, parare le assenze. Ecco, per chi non conosce beach soccer, quanto conta le assenze di due nazionali spagnoli, Javier Torres e Koeman, che hanno fatto tutta la preparazione con voi, tutte le tappe e ora mancano nel momento cruciale? Come si può sopperire? Allora, me lo dite proprio a me che io non ho il sostituto naturale, perché il mio sostituto è Avi, come io sono il suo. Koeman sappiamo che nei primi 10 metri è uno dei più forti al mondo. Abbiamo cambiato un po' modo di giocare con Bueno, dobbiamo gestire più il pallone e secondo me con questi uomini è più facile difendere che attaccare. Però qualche cosa ce la inventiamo.